Gentili signore e signori, l'informazione di Canal Furlan anche oggi è con voi. Notizie, servizi e approfondimenti dal Friuli. Un uomo di 76 anni, Ernesto Mucig, è morto nella notte per asfissia a seguito dell'incendio della casa Erbezzo, frazione di Pulfero. Nella serata di ieri, per causa ancora al vaglio dei vigili del fuoco, un incendio si è diffuso al piano terra dell'abitazione, forse a causa di una stufa difettosa. Il fumo ha raggiunto il secondo piano della casa dove l'uomo dormiva ed è morto per asfissia. I carabinieri di Cividale del Friuli hanno escluso intervento di terzi. Proponeva alla clientela investimenti redditizi, ma dei soldi si perdevano poi le tracce. In questo modo, in pochi anni, un broker finanziario pordenonese ha truffato quasi 4 milioni di euro. Ad arrestarlo sono stati i militari del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Pordenone. Invece di investire sui mercati immobiliari le somme ricevute, il broker aveva finanziato una squadra di calcio a 5. Ebola, quali modalità di contagio e che rischi concreti ci sono in Italia e nello specifico nella nostra regione? Ma le modalità di contagio sono, come dire, molto difficili, nel senso che ci si contagia solo per contatto diretto con le secrezioni, per cui soprattutto col sangue, con gli escrementi, con lo sperma, con le secrezioni vaginali. Quindi il rischio è di un contatto diretto, esclusivo, con un soggetto vivo o morto affetto da questa patologia. Quindi sfatiamo da subito ciò che si è sentito dire che è una malattia a trasmissione aerea, assolutamente no, si trasmette solo per contatto diretto e quindi è anche possiamo dire che il rischio per la nostra regione, per la regione Friuli Venezia Giulia è veramente molto, molto limitato, molto basso, direi quasi nullo, e quindi mi sento di tranquillizzare assolutamente tutti per quanto riguarda il fenomeno Ebola, almeno nella nostra regione. Incubazione e provenienza dove è diffuso in questo momento? Allora, in questo momento riguarda fondamentalmente 4 stati della parte del Centrafrica. Quello che può preoccupare un po' di più le nostre latitudini è il fatto che adesso riguarda anche la Nigeria, e noi sappiamo come nella nostra regione vi sia una comunità importante nigeriana, quindi non è un problema per la comunità nigeriana in Friuli, ma è evidente che soprattutto per uno scambio che c'è di visitatori con questo paese potrebbe nel futuro arrivare in Friuli qualche caso possibile o probabile. Però il tempo di incubazione di questa malattia è di massimo di 21 giorni, per cui o sviluppi i sintomi entro i 21 giorni oppure non li sviluppi più, e comunque occorre dire che la regione Friuli Venezia Giulia è perfettamente attrezzata dal punto di vista organizzativo per affrontare un eventuale caso probabile o possibile. Monitoraggio nei quartieri, le aveva recentemente ricevuto delle segnalazioni da parte dei residenti di Viale Leonardo da Vinci. Qual era la situazione? Mi ero recato sul posto e ho notato che i marciapiedi erano sconnessi dovuto alle piante, alle radici delle piante, e soprattutto quando pioveva le caditoie erano intasate e la gente poteva farsi i bagni per attraversare la strada. Ecco, quindi avevo segnalato a voi, avevo segnalato anche al comune, ma credo che non è stato fatto niente, anzi non è stato fatto nulla ed è rimasto tutto come prima. Il tema non è stato affrontato in comune nel Consiglio Comunale? No, nel Consiglio Comunale non è stato affrontato, anche perché quando noi presentiamo un'interrogazione passano mesi prima che ci venga risposto. Il dato non è tanto estetico quanto delle signore anziane che cadevano. Certo, ci sono state diverse segnalazioni di persone, soprattutto anziane, che sono cadute, si sono fatte anche male, più di qualcuna. Difatti io anche quest'anno ho già chiesto, lo anticipo, ho già chiesto tutti i dati che il Comune paga per le assicurazioni per gli incidenti sui marciapiedi e sulle strade relativo all'anno 2013. Cosa bolle in pentola per quanto concerne l'opposizione? Tutto tace oppure state preparando qualcosa? No, no, noi lavoriamo anche a Ferragosto. Comunque la prossima settimana sarà effettuato un volantinaggio a Udine Sud, in principal modo a Cosignacco, Viale Palmanova, dove vogliono costruire dei centri commerciali, e illustreremo alla gente tutte le malefatte fatte in questo anno da Onsel. Ecco, su questo volantino sarà illustrato dalla vendita dell'Amga,
dall'Amga agli Emiliani, al parcheggio, alla desertificazione del centro storico, e quindi illustreremo alla gente e anche faremo le nostre proposte. Ecco. Tutto pronto a Rivignano per Guarda che Stella, la kermesse enogastronomica e turistica del Ferragosto, in programma da martedì 12 a venerdì 15 agosto nel cuore dello Stella, l'Agorà, la piazza della città friulana, come ci spiega il presidente della locale Proloco, Ferruccio Zoccolan. Siamo pronti, ormai la macchina organizzativa è partita, con domani sono su tutti gli stand dei vari ristoranti per la Proloco ed è tutto pronto, insomma. Ecco. Senta, che novità ci sono in questa edizione? Diciamo che le novità un po' si ripetono in pratica, no? Perché diciamo che la nostra peculiarità è la ristorazione in pratica, no? È tutto puntato, diciamo, sui ristoranti, che anzi, se mi permetti, io vorrei anche elencarteli, perché così almeno la gente sa che ristoranti, se viene al ristorante, che ristoranti trova, se viene a Rivignano. Avremo il ristorante al Ferrarut, che è rinomato, un grandissimo ristorante della nostra zona. Abbiamo il ristorante al Morarat, abbiamo il ristorante il Gaucho Argentino, abbiamo il Principato di Aris, abbiamo il San Marco Vin Bar, che è di Dirolassa, adesso siamo tutto un comune, perciò fa parte sempre della nostra comunità, e il ristorante La Tarabana. Questi 6 ristoranti avranno tutti avranno, diciamo, tre portate, in pratica sono due salati e un dolce, e non ci sarà mai un doppione, cioè ogni ristorante ha le sue ricette, e il suo menù diverso. In pratica uno con 6 ristoranti si trova un'infinità di scelta, perciò non può andare via senza aver cenato, insomma. Senti, quello che conta è tutto a chilometro zero. Tutto a chilometro zero, perché i ristoranti cercano di fare tutta roba, diciamo, locale, con ricette nostre, locali della zona, nel più possibile, insomma, ecco, quello sì. Ecco, anche i vini sono un po' nostri, della nostra zona, e abbiamo un po' di vini del Collio, perché Che sono i migliori? Diciamo, sono buoni anche i nostri, dai, diciamo, sono buoni anche quelli della nostra zona, dai. Non diciamo che siamo sempre migliori solo quelli del Collio, sono buoni tutti, dai, sono buoni anche i nostri. Senti, poi che novità ci saranno ancora? Abbiamo... Per invitare la gente, insomma, a partecipare. Allora, guarda, ogni sera abbiamo della musica diversa, te li posso elencare. Abbiamo l'apertura, martedì apriamo con Nicky Patati, DJ Romeo e Baluner Chiarniel, che è un duo molto conosciuto, tanto sono anche miei amici. Dunque... Ecco, vedi, molto conosciuto, perciò si passerà un'ora allegra col Baluner Chiarniel, con le sue barzellette, le sue risate. Poi martedì abbiamo una bellissima orchestra che è la Lucky Band, no? Anche questa è un'orchestra molto, molto rinomata. Poi giovedì 14 abbiamo Croz Tapalut, ecco, tu forse li conoscerai, anche questo qua è un quartetto molto, molto, molto forte, molto, molto bravo. Mentre il 15 chiudiamo con i Nicola Straballo Band, è un gruppo di giovani fortissimi, molto, dico la verità, molto bravi. Li abbiamo avuti anche l'anno scorso, li abbiamo riconfermati proprio per la loro bravura. Senti, resta che dire, insomma, partecipazione numerosa da parte di tutti. Io spero che ci sia tanta gente, il menù è allettante, il prezzo è ancora più allettante, perché con 5 euro puoi mangiare, puoi bere del buon vino, abbiamo un'ottima birra, quest'anno abbiamo anche una birra naturale fatta qui nella nostra zona. Io penso che
Ferragosto, sono 2 giorni di ferie, se il cielo ci aiuta, che non ci mandi giù acquazzoni, che ce n'è stata abbastanza fino adesso, io spero di sì. Senti, qual è lo slogan della manifestazione di quest'anno? Lo slogan della manifestazione quest'anno non è che noi abbiamo uno slogan vero e proprio, mangiare bene e mangiare sano, questo è il nostro slogan. Allora possiamo dire mangiare bene, mangiare sano, venite a Rivignano. Venite a Rivignano, ecco, vedi che l'abbiamo fatto in diretta. L'abbiamo fatto in diretta il nostro slogan. Bene, ok, allora ricordiamo le date, 12, 13, 14 e 15 agosto. È 15 agosto. Chilometro zero assicurato. Chilometri zero assicurato, vi aspetto tutti a braccia aperte a Rivignano. Padre Graziano Zanin, partito da Talmassons per andare in Argentina a studiare, e a studiare in Argentina incontra tra i tanti studenti una persona, un sacerdote, un prete che si chiama Bergoglio. Quel prete poi è diventato addirittura papa. Lui lo ha conosciuto, ha studiato insieme, poi lo ha reincontrato, ma vogliamo partire proprio dal primo incontro, dal momento in cui vi siete visti e avete studiato insieme, che ne so, magari forse anche giocato insieme a calcio, vista la passione del Papa per questo sport? Sì, è molto probabile, perché noi vivevamo proprio lì nel centro di studi, perché non avevamo una casa vicina. Dovevamo prendere, avremmo dovuto prendere la corriera tutti i giorni e fare 30-40 km tutti i giorni, ed è abbastanza pesante. E in quei tempi lì anche le strade non erano molto Parliamo del transitabili. 1960. Bene. E allora dormivamo lì tutta la settimana, sabato e domenica andavamo al nostro convento. No? E che ricordo ha di Papa Bergoglio di quei giorni, che non era ovviamente ancora Papa? Di quei giorni più di tanto non ricordo. Non ricorda tanto. C'è stato un momento successivamente di rincontro però, no, con lui? Sì, più tardi, quando lui già aveva finito di essere provinciale, e anche quando insomma, si era messo nell'attività pastorale, allora è stato fatto vescovo di un ausiliare di Buenos Aires. Il cardinale Monsignor Quaracino, che era il vescovo di Buenos Aires, l'ha scelto, diciamo, o l'ha presentato al Papa, diciamo, perché fosse vescovo ausiliare. Lei l'hai rincontrato? E lì l'ho rincontrato perché io ero provinciale dei frati minori conventuali e avevamo una parrocchia nella zona di San José de Flores, dove lui era il vescovo ausiliare. E allora lì ci siamo rincontrati, siamo trovati, lui veniva per le cresime, ogni volta che chiedevamo la sua presenza veniva, non aveva assolutamente nessun problema di venire. E poi anche molte volte sono state fatte riunioni di sacerdoti, no? Lì in Argentina ci sono le diocesi o le vicarie sono divise in piccole zone o in piccoli gruppi, come per esempio il gruppo dei sacerdoti di 3, 4 o 5 parrocchie, e allora si riuniscono con il vescovo una volta al mese, ogni 2 mesi, dipende un po'. Ecco, qual era la caratteristica, la qualità, la dote, il valore che lei ha apprezzato di più nel vescovo Bergoglio? Sì, le doti che lui aveva erano appunto la preparazione che lui aveva e poi la semplicità con cui presentava le sue opinioni, presentava tutto quello che, o i bisogni o i Usando progetti. Un termine calcistico, era uno di noi. Sì. No, era uno come gli altri, che non aveva nessun problema di stare non era sul piedistallo. Con una maniera semplice, non veniva vestito da vescovo, aveva sempre la croce episcopale, no? Ma certo, non veniva vestito da vescovo, veniva o con l'abito, se no direttamente. Il rapporto con voi sacerdoti, parlava prima di tante riunioni tra di voi? Sì. Com'era il rapporto? No, il rapporto era sempre molto buono
insomma, lui cercava sempre questa unità, no? E cercava sempre, insomma, di aiutare i sacerdoti anche nei momenti difficili che potevano trovare, e di aiutare i sacerdoti anche nelle zone difficili. Quando è stata l'ultima volta che lei ha visto Papa Bergoglio? Ma verso il 90, 98, 99 più o meno. Mai avrebbe immaginato che sarebbe potuto diventare Papa? Dopo, sai, la storia continua. Certo, Quando in quel momento l'hanno fatto cardinale, dopo nel concistoro quando è stato eletto Benedetto XVI, già subito si è saputo che lui era uno dei votati, dei più votati. E allora, sai, a un certo momento uno pensa che può che forse diventare. Sì. Ecco, quando è venuto fuori Habemus Papam e poi è stato detto che il Papa era appunto il Cardinal Bergoglio, lei ha avuto un tuffo al cuore. Come è stato quel momento? È stata un'allegria per tutti, anche perché appunto si conosceva le sue qualità, le sue capacità, e perché si conosceva anche la sua semplicità, no? La sua maniera di fare. Ecco, lei ripete più volte la semplicità del Papa. Sì. In effetti è uno dei dati forse che più avvicina questo Papa alla gente, anche magari a coloro i quali non sono proprio dei cattolici praticanti, ma che hanno un maggiore rispetto per la figura del Papa e per la religione cattolica dopo l'avvento di Papa Francesco. Non è così? Non è solo che le altre religioni o culti abbiano rispetto di lui, è lui che ha rispetto verso le altre religioni e verso questi gruppi, diciamo, religiosi. Quindi vuol dire che è lui che si avvicina a loro. Quindi questo favorisce il dialogo? Sì, perché lui, per esempio, nelle riunioni per esempio anche dei protestanti o dei diversi culti che fanno lì a Buenos Aires, lui partecipava, andava, parlava, si è fatto anche benedire dai pastori. Addirittura? Sì. Senta, che cosa è difficile prevedere, tutto, non sappiamo cosa faremo fra 5 minuti quasi, però lei nel pontificato di Papa Francesco cosa prevede e pensa possa ancora giungere dopo questi sicuri, forti, bei cambiamenti che ci sono stati? Ci sono cambiamenti interni della curia romana che forse noi o forse i giornali non riescono a spiegare profondamente, no? Perché colgono solamente la parte esterna, la visione esteriore delle cose, no? Ci sono dei cambiamenti e il Papa realmente vuole fare dei cambiamenti che sono cambiamenti molto importanti anche per la Chiesa. Vi faccio un esempio. Io faccio, per fare un esempio è quello dello IOR, sì, della banca Vaticana, che lui dice la Banca Vaticana deve essere al servizio dei poveri. Ecco. Cioè il servizio dei poveri cosa vuol dire? Non vuol dire che insomma, va per le strade a distribuire denaro, distribuire i soldi, no? Vuol dire che è al servizio di tutte quelle istituzioni che la Chiesa ha in tante nazioni, anche in tanti continenti, e che portano molte volte non solamente la parola di Dio, ma portano anche l'aiuto materiale a tanta gente che ha bisogno di questo aiuto materiale. E allora mi pare che il cambio che ha fatto molto grande, che non sia una banca come tutte le altre, ma che sia una banca che realmente è al servizio della Chiesa, è al servizio delle opere della Chiesa, un dato fondamentale, al servizio dei poveri, mi pare che è importantissimo. Padre Graziano, lei adesso ritornerà tra qualche ora in Argentina, in Patagonia se ricordo bene, in particolare per continuare la sua pregevole missione. Noi le siamo molto grati, porta in alto la bandiera del Friuli in maniera assolutamente eccellente. E qual è l'insegnamento
che lei porta avanti e che le viene direttamente dalle parole che sente da Papa Francesco? Ma l'insegnamento che si porta avanti, io credo che è sempre, almeno per me, da parte mia, no? Certo. Da parte mia è sempre lo stesso, non è che per me il Papa Francesco stia dicendo cose nuove. Sta dicendo forse cose, le dice in maniera nuova? Forse le dice in maniera nuova. E riesce ad arrivare di forse, più ai cuori della gente? E forse anche per l'Europa o per queste chiese che ormai hanno tutta una tradizione dietro di loro, forse sta dicendo cose che sono nuove o che sono almeno o che chiamano l'attenzione. In Sud America non è così. In Argentina queste cose si dicono, sono state dette e stiamo cercando di portarle avanti. Alcuni anni fa sono stati anche lì alcuni miei fratelli, non tutti, e anche loro hanno visto che noi nella nostra parrocchia dove eravamo lì vicino a Buenos Aires, in un'altra zona di Buenos Aires, hanno visto che noi andavamo in questa Villa Miseria così semplicemente, senza tanti problemi, nessuno ci assaltava, nessuno ci faceva niente, la gente ci accettava bene. Con buona e anche il Cardinal Bergoglio andava in queste realtà, le favelas che noi conosciamo? Sì, lui sempre andava, diciamo, più nelle zone della diocesi centrale, diciamo, di Buenos Aires, no? Per esempio la Villa 31 che è una delle più povere, lui andava sempre lì, poi lì aveva vari sacerdoti che erano sacerdoti che lavoravano appunto secondo le indicazioni che lui gli dava, no? Noi eravamo in un'altra zona con un altro vescovo, ma insomma sempre abbiamo lavorato in questa maniera. E anche lì nel Bolsón, dove sono adesso, vicino a San Carlo di Bariloche, nella Patagonia, vicino a 120 km, no? Perché le distanze lì sono diverse dalle nostre di qua, no? Anche lì stiamo cercando di lavorare un po' con tutta la gente, no? Anche con la gente che è più lontana, che è più, per esempio, molte volte io vado a dire una messa, non adesso che è inverno perché piove, nevica, è molto difficile passare per strade che non sono asfaltate, ma dopo, quando comincia il bel tempo, la bella stagione, vado a dire messa a 30 km perché c'è una cappellina della nostra parrocchia che è a 30 km e la gente chiede che andiamo lì o per la messa per un defunto o per altre ragioni, una festa. Lei ha fatto un riferimento molto chiaro prima, molto netto, dicendo e parlando della Chiesa in Europa. È una Chiesa diversa rispetto a quella che c'è invece in Sud America e in tante altre parti del mondo. È una Chiesa che forse mai come adesso ha bisogno di un Papa sudamericano proveniente da una Chiesa diversa che predica la semplicità e vuole una Chiesa più vicina agli ultimi? Io vedo quello che vedo, è poco il tempo che sto qui in Europa, sono 2 mesi che finiscono lunedì quando parto, ma non posso fare un giudizio, diciamo, importante, no? Profondo, la sua sensazione è un po' questa? Ma la sensazione è un po' che è difficile rompere tradizioni, è difficile, cioè la Chiesa qui ha tutta una tradizione dietro ed è molto difficile romperla, è molto difficile cambiare le mentalità dei sacerdoti molte volte dei vescovi, molte volte dei cardinali, è molto difficile, e molte volte della gente. Quindi questo raggio di sole accecante di Papa Francesco potrebbe aiutare soprattutto l'Europa? Penso di sì, e penso che è importante anche un'altra cosa. Sì. È importante che sia venuta nella Chiesa una cultura diversa dalla cultura europea. E penso e spero, chiedo allo Spirito Santo che mandi altri papi che abbiano altre culture, perché la Chiesa si arricchisce con tutte queste culture
io mi sono arricchito in Argentina con la cultura argentina, con la cultura americana in molte cose, purtroppo, sudamericana. Padre Graziano, siamo in chiusura di questa bellissima chiacchierata che io continuerei ancora per molto tempo, ma i tempi sono appunto quelli che ci hanno riservato e sono ristretti. Io la ringrazio, le voglio porgere ancora una sola domanda. In Patagonia, in Argentina, le manca qualcosa del Friuli? Sempre manca qualcosa, quando si va lontano sempre manca qualcosa, cioè sempre si ha nostalgia di dove si è nati, dove abbiamo ricevuto la prima cultura nostra, no? Che ci ha arricchito, perché molte volte per me è stato difficile entrare nella cultura argentina, perché evidentemente avevo ricevuto la ricchezza di tutta una cultura europea, italiana, diciamo, ed europea in genere. Avevo ricevuto questa ricchezza. Unire questa ricchezza con la ricchezza della cultura argentina è stato difficile, cioè è costato abbastanza lavoro, no? Ma grazie a Dio spero di essere riuscito ad avere una certa unione delle due culture, no? E spero di poter continuare a aiutare, almeno finché Dio mi dà la forza, poter continuare a aiutare questi fratelli che sono lì nella Patagonia, no? O in altre zone. Ne siamo certi che sarà proprio così, e lo si vede solamente ascoltandola, guardandola negli occhi. Lei ci ha portato un sorriso, ci ha portato un'esperienza importante. La saluto ringraziandola in spagnolo, nella lingua argentina, gracias, e salutandola in friulano, mandi Padre Graziano, gracias e mandi. Anche io, grazie di tutto, grazie anche di queste interviste e mandi. Mamá. Mamá. Hasta luego, o hasta quién sabe cuándo, hasta dentro de 3 años. Previsioni del tempo per Ferragosto. Avremo probabilmente ancora condizioni di variabilità, con la possibilità di locali rovesci o temporali, specie nella seconda parte della giornata. Sulla costa sarà possibile maggiore presenza di sole al mattino e maggiore instabilità al pomeriggio. Farà fresco con temperature sotto la media del periodo. Il nostro gruppo mette a disposizione sulle 5 reti televisive spazi per la realizzazione di trasmissioni commerciali, politiche, culturali, sportive ed altro ancora, autogestite. Gli interessati potranno telefonare in orario d'ufficio al numero in sovraimpressione, un'occasione da non perdere. Il nostro gruppo Media Triveneto ricerca un coordinatore commerciale addetti alla vendita di pubblicità nelle regioni Friuli, Venezia Giulia e Veneto. In particolare le aree interessate sono Pordenone, Udine, Portogruaro, Trieste e Treviso. Interessati o interessate potranno telefonare in orario d'ufficio allo 0434 55 14 55, lasciando le proprie generalità e numero di telefono per il colloquio preliminare. L'informazione per oggi su Canal Furlan termina qui. Come sempre, grazie per l'ascolto, alla prossima.